Su Italo Butazzoni. Dunque, Italo Butazzoni era uno dei ragazzi che faceva parte dell'organizzazione partigiana nostra. A un certo momento lui era stato militare nella caserma dei Dominicis, il presidente. Non c'era più militare, ma conosceva perché dice là si deve stare le armi. E ora dice no, che non bisogno di armi, devo prelevare quelli che se stai là. E ora mi ha detto a me, ci ha messo in d'accordo in 2 o 3, e io ho detto guarda, però mi raccomando che se la caserma è presidiata, tornai in trio. Io ho raccomandato ai santi, va bene, fai. Invece io sono andato a trovare presidiata, e andare a chiamare amici, e si è fatto un gruppetto per dare un colpo di mano e prelevare armi. Se non che andando a cercare gli amici che trovai una cosa di Ciapaia. Questo sta sapendo, mi saputo interessare il parroco di Violpa e poi si è interessato presso il comando tedesco, sai, i todati, eccetera, e i tedeschi che aveva assicurato al parroco che prima di partire la mattina dopo li daremo ai. Il parroco mi anche comunica questo, quindi si era abbastanza tranquilli, se non che la mattina invece, prima di andare via, invece di morire a fusiai. L'unico che si è salvato è stato Rame Zanin, l'autista del camioncino del caso del Carlo Masson. Perché io diciamo sangue freddo, Italo Butazzoni che era lui che aveva organizzato il coso, e anche l'intelligenza di dire ai tedeschi che l'autista che sto qua lo aveva obbligato con le armi quando aveva visto mal parata, e che ha detto guarda che toccano non responsabili che obbligano anche quelle armi per portarne, e ora i tedeschi lo amano, e ora le armi ne racconta la storia completa. Perché qualcuno ha detto che avevate anche intenzione di fare uno scambio di prigionieri? No, questo non c'era stabilito. A quanto mi risulta no. Se non lo ha fatto qualche altro, se non sa magari il parroco che sapeva di poter fare, non so. Comunque lui dice che già partì che aveva andare alla caserma dei Dominici. Dei Dominici aveva le armi. Ma diceva Cibin, che io conoscerà, Elio Cibin, sì, che è tutt'altra sponda politica, diceva che erano passati anche per la cartiera Burgo e che dalla cartiera Burgo gli avevano dato il compito di andare a prendere armi sul Montello. Io che sentivo? Questo non lo so. Mi risultava che era da uscire per trovare altri, aumentare il gruppo. E lui dice che per andare a che altra caserma alla cartiera Burgo. Cartiera Burgo può darsi, può essere, perché visto che quando erano in potere cioè loro mi hanno detto se qualche problema tornate indietro, e loro sono andati avanti in messa. Non era facile tenere anche i partigiani, ognuno cercava di fare non è che sia andati all'avventura, no, loro andavano con un obiettivo che era quello di prelevare armi sicuramente, però anche mi davo gli ordini non dar più in là, perché sapevo che dopo le reazioni mi era poi informato di tutti i movimenti.